come rappresentante dell'Associazione Musicale Toti Dal Monte sono felicissimo di aver preso parte a questa rievocazione della figura della Toti Dal Monte e anche, come sentiamo in questo momento, della sua voce. In un luogo incantevole, un luogo immerso nella natura, un luogo che evoca una grande gioia e d'altronde il trasporto delle note musicali non può che portare a questo. Io quest'oggi mi sono esibito con il brano L'ombra della luce di Franco Battiato e con un brano da tutti conosciuto che è Signore delle Cime, composto da Beppi De Marzi. Speriamo che ci siano nuovamente occasioni di questo tipo, perché penso si debba sempre essere fortemente allacciati a quella che è la tradizione del proprio luogo natio o comunque alla tradizione che è stata segnata dalle persone che hanno reso importante questo luogo. Non parlo soltanto di Praderadego, ma ovviamente anche di tutta la provincia di Treviso, e quindi è bene che la cultura vada a sostegno di questi spazi e che la gente ovviamente prenda parte a queste manifestazioni. Una manifestazione bellissima, un'esperienza entusiasmante, un'iniziativa che è stata sentita e voluta dall'associazione della Toti del Monte, e nei suoi 50 anni c'è stato fatto questo bellissimo evento del quale c'è stata una grande partecipazione ed è stata vissuta con grande partecipazione da parte di tanta gente. Nel ricordare, penso che un altro anno nelle manifestazioni che il vicino comune di Pieve Soligo ha in mente di fare per il prossimo anno per celebrare i 130 anni dalla nascita della Toti, penso che anche Follina metterà del suo e sarà coinvolta magari con un bel concerto in abbazia. Quest'anno ricorrono i 50 anni di fondazione della scuola musicale dedicata appunto a Toti Dal Monte e il 2023 sarà il 130° anniversario della nascita. Pieve si sta preparando con una serie di manifestazioni, parteciperemo al bando che la Regione Veneto ha indetto per le grandi personalità e abbiamo in mente un programma di eventi che partono appunto da un convegno che ricordi l'importanza e il valore di Toti Dal Monte come cantante, ma anche come influencer, promotrice del nostro territorio, come persona impegnata civilmente perché appunto era molto sensibile anche ai temi sociali, come cantante, e stiamo anche lavorando per ripristinare il museo Toti Dal Monte con un'esposizione più innovativa che abbia anche degli aspetti multimediali, quindi un 2023 all'insegna appunto del ricordo di Toti Dal Monte, che rimane davvero nel cuore dei pievigini e del nostro territorio, con un grande senso ancora di gratitudine e di riconoscenza per tutto quello che ha rappresentato nella nostra storia.